Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Questi titoli più importanti della mattina. Il DC-9 fu abbattuto da un missile francese. Sono le parole di Giuliano Amato in un'intervista rilasciata ai colleghi di La Repubblica nelle scorse ore. L'ex presidente del Consiglio italiano ha così fornito una nuova versione in merito alla strage di Ustica. Identificati e denunciati in stato di libertà due catanesi accusati dell'aggressione di un giovane in moto avvenuta al Tondo Gioieni nei giorni scorsi. Due dovranno rispondere di lesioni aggravate in concorso. E di 3 feriti invece il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla Palermo-Agrigento, coinvolti un autocarro e un trattore, necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre i feriti dai mezzi. Istituito a Castelvetrano un nuovo centro di prima accoglienza dedicato ai minori immigrati non accompagnati che giungono in Italia, la gestione è affidata al comitato locale della Croce Rossa che ha siglato una convenzione di alcuni mesi. Fa discutere la motivazione di una sentenza della Corte d'Assise di Palermo che ha definito una nigeriana una prostituta volontaria. La donna ha raccontato di essere fuggita dal suo paese e di aver raggiunto l'Italia per rifarsi una vita, ma di essere stata costretta dalla mafia del suo paese che ha i suoi affiliati a Palermo a prostituirsi. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito ufficiale www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a stasera.